Come da tradizione, sfilata in notturna a Spresiano con partenza dei carri dal piazzale dell'Odissea fino ad arrivare in piazza nell'ultimo weekend del Carnevale 2025. Musica, coriandoli e tante maschere, tra loro anche il sindaco della Pietra con un costume da frate, il significato presto detto. Io ho il sacchetto per le offerte perché visto che i comuni non navigano in ottime condizioni economiche, vado a vedere se riesco a tirare su un po' di soldi per Spresiano, quindi non per me ma per Spresiano. C'è già qualcosa? Delle ragnatele, ma insomma vediamo cosa si può fare. Ultimi giorni di carnevale baciati da un sole splendido che ha accompagnato anche le sfilate di domenica a Roncade e Vittorio Veneto, dove sono arrivate migliaia di persone. Intanto ultimi preparativi per il gran finale di martedì grasso con la tradizionale sfilata dei carri allegorici a Treviso. Stiamo facendo assieme al sindaco in persona l'ultimo sopralluogo qui sulle mura, che come è tradizione trevigiana sarà un po' il teatro di questa grande sfilata di martedì, che attendiamo qui sulle mura cittadine più o meno 40-50 mila persone. Di conseguenza tutto deve essere assolutamente perfetto sia per l'accoglienza che per la sicurezza del pubblico. Saranno 23 i carri che sfileranno in un percorso modificato visti i cantieri in città. Si partirà alle 14:15 dal Duomo, si attraverserà Borgo Cavour e costeggiando le mura si arriverà in piazzale Burchiellati, dove sarà installato il palco della giuria. L'invito è doppio, tutti i trevigiani e anche i non trevigiani sono invitati a Treviso, usiamo anche il treno, usiamo l'autobus e bisogna anche ricordare che c'è una diretta di Antenna 3 Veneto dalle 14:30 alle 17:30, magari chi non può muoversi la segue direttamente in TV, dunque tutti quanti per il carnevale trevigiano.